Pochi giorni fa, la sera, ovvero sia del 19 luglio, in tutta la zona attorno a Camponogara e quindi il paese in cui abito si è abbattuta una violentissima grandinata che ha causato milioni di euro di danni. Cari amici, ben ritrovati, sono Andrea Mangoni e oggi purtroppo il video sarà non particolarmente allegro perché ho deciso di farvi vedere quelli che sono i danni che abbiamo avuto dopo la grandinata del 19 luglio scorso. Qualche giorno fa infatti abbiamo avuto una grandinata eccezionale con chicchi di grandine grossi come arance e ha causato veramente tantissimi danni. La mia campagna purtroppo non è stata indenne. Ora quindi vi porterò con me a vedere quelli che sono stati i danni più grossi e poi faremo magari qualche altra considerazione. Per quanto riguarda gli animali sono stato, devo dire, abbastanza fortunato perché in effetti abbiamo avuto soltanto un morto. C'era un galletto giovane di Ermelinata di Rovigo che stava già male da qualche giorno e probabilmente si era attardato fuori dal pollaio ed è stato colpito dalla grandine ed è morto. Tutti gli altri animali si sono salvati, tutti quanti hanno trovato rifugio nel pollaio che ha resistito e di conseguenza tutti i giovani di quest'anno per adesso stanno bene. Per cui, a parte questo povero galletto, con gli animali i danni non sono stati così rilevanti, anzi. Come vedete, tra l'altro, i giovani sono al pascolo, stanno crescendo abbastanza bene, sono quasi tutti ibridi di F1, di polverara e di boffa, più qualche boffa pura e qualche nanetta. Comunque vi faccio vedere che ci è voluta, questa era una mangiatoia che era all'aperto, il vento l'ha spostata e poveretta è stata crivellata dalla grandine in questo modo. E ora invece vi porto in campagna, ragazzi, a vedere quali danni sono stati fatti. Ecco, questi sono i vigneti. Guardate come sono ridotti i tralci. Un sacco di danni, mamma mia. Abbiamo fatto subito dei trattamenti antimicotici il giorno stesso praticamente. Adesso vedremo un po' come andranno le cose, ma di sicuro avremo dei bei danni in termini anche di resa del raccolto. Questa è una piccola parte del cumulo di foglie e rami che abbiamo raccolto in giardino, dove ci sono stati anche lì parecchi danni e di sicuro dovremo raccogliere ancora un sacco di materiale perché c'è tutta la frutta caduta e quant'altro, e faremo tanto compost probabilmente che poi andremo a distribuire sul terreno. Questo è uno dei meli che abbiamo in campagna. Qualcosa è rimasto attaccato ai rami, anche se buona parte dei frutti è stata toccata dalla grandine, ma per terra, come potete vedere, c'è una marea di frutta caduta che dovremo togliere. I frutti colpiti dalla grandine, come vedete, hanno delle grosse ferite che attirano mosche, calabroni, cetoni e altri insetti che stanno finendo di rovinarli. Idem per il pero. Anche la chioma delle nocciole ha subito grossi danni e anche le albicocche e i fichi. Per quanto riguarda invece la produzione di cereali, le cose sono andate meglio, nel senso che avevamo piantato grano e il grano è stato trebbiato una settimana o due prima che succedesse questo disastro. L'unica cosa che mi fa un po' sorridere è che avevo lasciato tutta questa fascia di terreno da trebbiare perché volevo una fascia di grano per poter fare degli shooting fotografici. Ebbene, la grandine ha pensato bene di trebbiare tutto quanto al posto nostro.
perso il grano e perso anche il set per gli shooting. Peccato. Prima di continuare vi ricordo che se vi piacciono i contenuti che vi sto portando potete lasciare un like al video, iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche. Questo ci aiuterà a portare nuovi contenuti con regolarità e anche a far crescere questo canale, questa realtà. E nonostante tutto questo maltempo, non pensiate nemmeno per un istante che i fossati si siano riempiti d'acqua. Ecco qui, tutto completamente secco. Quest'anno i fossati hanno avuto acqua per circa 15 giorni ed è stato il risultato migliore che abbiamo avuto negli ultimi 3 anni. Una cosa devastante per tutta la fauna selvatica legata agli ambienti umidi. Neanche a dirlo, come potete vedere, lungo la riva qui è tutto pieno di rami caduti dagli alberi. Guardate che roba. Tutti i rami di salice. Questo invece è il disastro accaduto a tutti quelli che avevano mais e soia. Purtroppo, signori, raccolto completamente compromesso. Guardate che disastro. In lontananza si vedono bene anche tutti i danni delle siepi più alte di salice bianco che hanno perso parte della loro chioma. Quest'angolo aveva 3 acquari grandi in cui conservavo parte della biodiversità che era presente appunto lungo i fossati un tempo e che adesso è stata messa in pericolo per via dei cambiamenti climatici e quindi della mancanza di precipitazioni nei periodi giusti dell'anno. Che danni ha fatto qui la grandine? La grandine qui ha rovinato la pedana di legno dell'acquario più grande e l'ha fatto inclinare, come vedete. Ha rotto completamente il vetro di uno degli acquari più piccoli e anche dell'altro. Ha fatto volare via alcuni vasi contenenti piante acquatiche. Ha distrutto completamente le tifa. Per cui non possiamo dire che non abbia fatto danni in abbondanza. Avevo lasciato qui una mangiatoia che ovviamente è stata macinata dalla grandine, come le vaschette più piccole, e ci sono detriti dappertutto. Gli alberi di pesche hanno perso praticamente buona parte, se non tutte, le pesche che stavano maturando, e stessa cosa vale per gli alberi di peri. Ma soprattutto è stato spezzato alla base praticamente questo che era il gelso più vecchio che avevamo. Più tardi provvederò a tagliarlo a pezzi per liberare l'accesso all'orto. L'unica cosa positiva è che il gelso è una pianta che, come sapete, ha delle grandi capacità di ricacciare, per cui ci basterà mantenere parte dei germogli di quest'anno per ottenere dei buoni rami per l'anno prossimo. Quello che resta delle piantine di rabarbaro. Questo è il melo che aveva quest'anno tantissime melette splendide e che ovviamente le ha perse quasi tutte. Pomodori completamente distrutti, cavoli, insalata. C'erano delle piante di mais antico da popcorn andate per lo più anche loro, vecchie varietà anche di carote, anche quelle andate, ma forse qualcosa del mais da popcorn potrei salvarlo perché sono piante che fanno dei germogli laterali e forse dai germogli laterali riesco a tirar fuori qualcosa, ma non lo so. Non so se faranno in tempo. Le zucchine che sembrano mitragliate. E le melanzane si sono salvate abbastanza. Albero di pesche spezzato.
come si può vedere, qui a terra c'è una marea di frutti di cachi immaturi buttati giù. Ecco qua, senza contare il fatto che questo albero di susina goccia d'oro era pieno di frutti e non ce n'è più nemmeno uno. L'unica cosa positiva è che almeno i polli ne hanno approfittato e hanno mangiato a sazietà. Questi rami di susino invece mostrano chiaramente i danni della grandine. Guardate che roba, completamente scortecciati, poveretta. Anche qua bisognerà intervenire per limitare i danni. E a tutto questo, ragazzi, ovviamente vanno aggiunti i danni ingenti ai tetti delle case. Il tetto di casa di mio papà, il tetto di casa mia e quello di mia zia si sono stati fortemente rovinati dalla grandine, per cui ci saranno delle spese ingenti per cercare di sistemarli, anche se dovrebbero esserci le assicurazioni ad aiutare. Bene, come avete visto, di danni ce ne sono stati tanti, per la più in campagna sono stati danni ancora accettabili, anche se non particolarmente gradevoli da dover affrontare. A livello delle case le cose sono andate peggio, perché abbiamo avuto grossi danni sui tetti e probabilmente dovremo rifare almeno i tetti di una delle case, per cui abbiamo una situazione un po' difficile. Anno dopo anno diventa sempre più evidente il fatto che ci sono dei cambiamenti climatici in corso. Non si può far finta che non ci siano, non ci si può appellare al fatto che ah sì, ma gli eventi catastrofici ci sono sempre stati, sono periodici. Svegliamoci, perché sono anni che la frequenza di questi eventi catastrofici è aumentata, ed è aumentata anche parecchio. Dobbiamo renderci conto che il cambiamento climatico lo stiamo già vivendo, lo stiamo già affrontando ed è una realtà. Nessun contadino di questa zona vi dirà mai che la frequenza delle precipitazioni è la stessa di 20 anni fa, ma anche solo di 5, 6, di 10 anni fa. L'anno scorso, per esempio, ci sono stati dei mesi in cui durante l'estate dei fiumi che non erano mai stati in secca si sono seccati completamente. Nella mia stessa campagna i fossati sono rimasti a secco per 3 o 4 anni di fila, e vi assicuro che sono fossati che esistono dal 1600, non sono comparsi ieri, la loro storia è lunga e negli ultimi 50 anni, io ho 48 anni, negli ultimi 48 anni posso dirvi che i fossati sono sempre stati pieni, tranne questi ultimi 3 anni in cui le precipitazioni hanno cambiato completamente i loro ritmi. E quando vi dicono statisticamente le precipitazioni annuali sono rimaste più o meno le stesse o a volte sono anche aumentate, è vero. Quello che non vi dicono è che magari sono cambiati i momenti in cui avvengono le precipitazioni, per cui i momenti prima in cui classicamente era secco ora piove, e magari la quantità di pioggia che prima cadeva in 6 mesi viene concentrata in 3 o 4 giorni, causando tutti i danni che abbiamo visto causare, per esempio anche in Emilia Romagna solo poche settimane fa. La responsabilità è di tutti, è anche nostra, dei nostri comportamenti, e per quanto il nostro poter fare sia limitato, qualunque piccola goccia, qualunque piccolo contributo che possiamo fare per cercare di migliorare questa situazione, anche se sembra inutile, va fatto e va perpetrato. Che altro dire, ragazzi? Qua ci sarà tantissimo lavoro da fare, ci stiamo rimboccando le maniche dal giovedì mattina, cioè dal giorno dopo in cui sono avvenuti questi fatti. Avremo tantissimi lavori da fare, tantissime cose da sistemare, faremo un po' fatica perché dobbiamo gestire ovviamente il lavoro, la famiglia e tutto quello che ci sta dietro, e cercare di sistemare la situazione che si è venuta a creare. Ce la faremo, certamente, riusciremo di sicuro a sistemare tutto, ci vorrà del tempo e tanta pazienza e tanta fatica. Detto questo, io vi saluto, vi ricordo che se avete domande, curiosità o quant'altro potete lasciarmi un commento qui sotto. In descrizione troverete i link a dei libri che potrete trovare interessanti, e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao e alla prossima!